Grazie e buongiorno a tutti. Oggi abbiamo una giornata intensa di attività, per cui cercherò di andare anche veloce. Un saluto a tutti i presenti e a coloro che sono in collegamento. I tamponi sono 392.000, sono quasi 9.000 tamponi in più rispetto a ieri. Quindi stiamo andando verso i 400.000 tamponi, un numero pauroso, quindi grazie a tutti gli operatori, perché dire è una roba, farlo è un'altra. I positivi sono 18.402, sono 29 in più rispetto a ieri. Devo anche dire che sono quasi nulla, oggettivamente. Considerate che noi andiamo, scusate, a fare tamponi soprattutto in condizioni dove c'è focolaio, quindi case di riposo, dei microfocolai che magari ci sono ancora in maniera residuale, quindi non sono tamponi fatti indiscriminati per degli screening ad ampio raggio, per cui sono tamponi anche mirati. I ricoverati, no scusate, forse è un altro dato che volevo darvi, eccolo qua, sì. In isolamento abbiamo 6.353 meno 426, cioè sono uscite dall'isolamento in una giornata solo 426 persone. Quindi abbiamo visto i positivi più 29, dall'isolamento ne escono 426. I ricoverati sono 1.024 meno 32, ci avviciniamo alla rottura della soglia dei 1.000. Le terapie intensive sono 98, meno 1 rispetto al bollettino di ieri sera. I dimessi sono 2.743, più 40, sempre riferito al bollettino di ieri sera. I morti sono 1.207, più 13. Il totale è 1545. I nati sono 90, abbiamo ripreso, abbiamo capito che a fine settimana c'è qualche problema. Giustamente come dice l'assessore Bottacin, che è uno preciso, dice ma hanno i parti programmati. Sarà così, no? L'assessore Lanzarin alla salute ce lo conferma. Allora, 4 piccolissime informazioni, questa ve la do alla fine. Allora, scusate, abbiamo quasi 37.000 donatori, 57 milioni di euro. Ringraziamo l'agraria De Vido di Roncade, che giustamente tutti parlano di pulcini e loro sono preoccupati del cibo per i pulcini, ci hanno mandato i sacchi di mangime. Daremo da mangiare un allevamento intero. E quindi speriamo che Federico li faccia nascere tutti sti pulcini. Poi vi dirò anche cosa faremo dei pulcini, ma ve lo diremo quando nascono, per scaramanzia. E inoltre volevo fare ancora 2 comunicazioni. Voi sapete che abbiamo messo all'asta l'uovo. Sì. L'uovo sono 30.000 euro e sono delle risorse che destineremo a una realtà caritatevole, come abbiamo detto, no? Abbiamo detto in quell'occasione, quello era un uovo che avevano regalato a me, ho detto lo mettiamo all'asta, ma c'è il secondo classificato nell'uovo che ha fatto una donazione, penso di una ventina di mila euro, quindi sono 50.000 euro ha reso quell'uovo, e poi c'è chi a concorso non è riuscito a portarselo a casa, che è l'associazione veneta allevatori Luca Bernardi, che però dice non avrò comprato l'uovo ma anch'io faccio il versamento, sono altri 15.000 euro, quindi quell'uovo vale più o meno 60-70.000 euro, passerà alla storia come l'uovo più costoso della storia. Quasi un Fabergé. Ultima roba, facciamo gli auguri di buon compleanno a una bimba di 5 anni che purtroppo di 4 anni, a Gioia Rivan, che purtroppo non potrà avere il regalo per ovvi motivi comprensibili, e le facciamo gli auguri. Compie 4 anni, bella età. E 2 considerazioni, passo la parola a voi.
sono relativi agli spostamenti. Abbiamo fatto un'analisi, voi sapete che le facciamo in tempo reale, sostanzialmente gli spostamenti lunedì 4 maggio, cioè ieri, sono stati di 4 milioni e 800 mila spostamenti e siamo in linea, scusate, hai un bicchiere d'acqua per favore? Ah sì, grazie. Siamo in linea con gli spostamenti del 9 marzo, quindi pre-lockdown e pre-misure diciamo di restrizione. Questo dà una dimostrazione che praticamente rispetto, poi vediamo lo studio, rispetto, scusate, rispetto alla punta più bassa, diciamo al lockdown, quello più importante che abbiamo avuto, abbiamo ieri registrato un più 61% di traffico. Se prendiamo il picco più basso di movimentazioni e lo confrontiamo con l'apertura di ieri, si va a più 61%. Del resto penso che chi gira per le strade può tranquillamente dichiarare che per noi è quasi normalità. Purtroppo dico quasi perché ci sono delle categorie ancora che soffrono. E dico anche che rispetto ai dati epidemiologici che abbiamo, noi è dal 10 di aprile che abbiamo i dati in calo. Sappiamo che bisogna mantenere sempre la guardia alta, però è pur vero che ci sono delle categorie, so che l'assessore questa mattina sono qui, sono le signore che sono qui, il tema delle parrucchiere, dell'acconciatura in generale, le estetiste, coloro che comunque si occupano dei servizi delle persone che ancora non hanno, e non dimentichiamo i negozianti, cioè il mondo del commercio ancora sono chiusi. Allora voi sapete che noi non possiamo aprirle, cioè non c'è base giuridica, se lo facessimo durerebbe come una stella cadente l'ordinanza e credetemi, ve lo dice uno che ha dimostrato in molte occasioni di avere il coraggio di fare anche delle scelte controcorrente, e dall'altro c'è anche da dire che si rischia di mettere nei guai le persone. Però stiamo lavorando e ragionando col governo affinché le date che si sono ipotizzate ad oggi, che sembra la data diciamo limite sembra essere oggi il 18 maggio, siano anticipate. Questo è un ragionamento che stiamo facendo. Siamo anche convinti di un fatto che potrebbe essere l'occasione, e ho visto che il ministro Boccia ha fatto un'apertura anche rispetto a questo, di dare le competenze in maniera differenziata, no? In maniera tale che le regioni se la vedano i propri territori. Se è pur vero che noi siamo i responsabili della salute dei cittadini, la sanità è in capo alla regione, al presidente della regione, è altrettanto vero che si desume che il presidente della regione con un'ordinanza possa decidere se aprire o non aprire. Allora io non ho trovato operatori, parlo delle parrucchiere, parlo di barbieri, di estetisti, non ho trovato operatori che mi dicono io voglio fare la mia attività come prima, non rompetemi le palle. Cioè, e sono i veneti che sono inventati la mascherina adesiva, tanto per citarne una. Cioè tutti noi abbiamo la coscienza della messa in sicurezza, però siamo anche convinti del fatto che nel momento in cui l'operatore ha la sua protezione individuale, cioè la mascherina, e diciamo il cliente ha altrettanto la sua protezione individuale, la mascherina, noi siamo convinti che questo sia più che sufficiente per garantire la salute di entrambi. E ve lo dico perché lo ricordo tutti i giorni, lo ricorderò alla nausea, e dei 10.000 medici che abbiamo testato nei nostri ospedali, nei 68 ospedali del Veneto, ne viene fuori che nonostante lavorassero in prima linea, siano al fronte, il loro rapporto di lavoro fosse con malati di coronavirus, l'infezione è stata dell'1,3%. Cioè significa che se noi avessimo portato gli stessi operatori dall'acconciatore e il cliente fosse stato un coronavirus sintomatico, avremmo avuto, utilizzando dispositivi, nei parrucchieri l'1,3% di contagi. Questo dice la storia. Ma siccome i clienti dei parrucchieri non sono pazienti coronavirus sintomatici e comunque utilizzano le mascherine, io penso che si possa ridurre in maniera infinitesimale il rischio di contagio. Capite che poi qua ci vuole buon senso in un paese che purtroppo è l'ufficio complicazioni e affari semplici. Stiamo lavorando su questo fronte. Capisco la tragedia che stanno vivendo molte di queste categorie e io spero si possa portare a casa l'obiettivo di avere le regioni delegate a decidere nei propri territori.
non è che voglio parlare ancora di autonomia, però anche questa è una forma di autonomia che potrebbe essere utile, visto e considerato che abbiamo capito che le diverse regioni hanno avuto risultati e servizi erogati per la tutela della salute diversi da regione a regione, perché ogni regione ha la sua storia sanitaria, ha le sue scelte sanitarie, per cui penso che questo sia assolutamente importante ricordarlo. Passerei la parola alle domande. Allora andiamo come sempre in un ordine da sinistra verso destra. No, restate in piedi, accomodatevi. Diamo la parola a Tosato, chi alza la mano. Buongiorno Presidente. A proposito di questa interlocuzione che c'è con il Governo, con il Ministro Boccia, potrebbe dirci qualcosa di più, nel senso che parrucchieri, barbieri, estetiste sono la categoria che... Ristoranti, bar. Ecco, ristoranti, bar. Potrebbe aggiungere qualche dettaglio circa le possibilità reali e la gamma di queste tipologie, insomma, perché credo che sia un problema molto, molto avvertito. L'interlocuzione con il governo è assolutamente, come si può dire, serena, nel senso che il governo conosce la nostra posizione, non vogliamo essere degli irresponsabili, questo è bene ricordarlo, cioè il virus c'è e bisogna fare in modo di non prenderselo sto virus. E quindi approfitto per fare l'ennesimo appello, che non vorrei che qualcuno considerasse una roba di routine, ma se non vi mettete la mascherina vi aspettiamo alle porte dell'ospedale. Se non vi mettete la mascherina, che è il dispositivo base, cioè finisce che qualcuno arriva in ospedale. Purtroppo non c'è un microchip per controllare l'utilizzo della mascherina, perché sennò avremmo anche il diritto di dire non l'hai utilizzata, ti vai a curare dallo stregone che ti ha detto che non serviva utilizzarla. Guardate, io sono andato anche ieri, adesso si arrabbieranno, sono andato anche ieri sera a fare una corsa in mezzo ai campi, ho trovato gruppi senza mascherina. A me sono concesso che, visto il numero delle persone non fossero conviventi, perché a parte il fatto che bisogna anche tra conviventi uscire e portare la mascherina se si va all'aperto, però uno potrebbe dire ma sì, ma siamo in un nucleo familiare, però se incroci qualcuno non hai la protezione, però non si fa così. Allora, la posizione è chiara, è quella di pensare di avere più possibilità e quindi più discrezionalità nel decidere. Guardate, quello che abbiamo fatto noi fino ad oggi, cioè le ordinanze nelle pieghe del DPCM non sono una contrapposizione, ma sono una giusta interpretazione. Qualcuno mi dice, ma perché parli dell'abito sartoriale? Ma perché dico che il governo col DPCM ci dà un pezzo di stoffa, dopodiché ogni regione è giusto che la modelli, faccia in modo di cucirla in maniera tale che venga fuori un abito su misura. Vi faccio un esempio, la navigazione in Piemonte non è che è un problema, o in altre regioni continentali, no? Ma in Veneto per noi navigazione bisogna ricordare a qualcuno che significa andare a scuola col barchino a Venezia, andare a fare la spesa, andare dal medico, fare tutte quelle attività che di solito uno fa a piedi, in bicicletta, in macchina o quant'altro. Quindi ci sono dei temi e uno dei temi è anche quello di affrontare le aperture per quelle attività che ancora sono chiuse. Guardate, io penso e spero che si possa trovare una soluzione, anche perché attendere ancora a lungo diventa difficile, fermo restando che i dati epidemiologici e l'evoluzione della malattia ci deve dare conforto, perché se cominciamo a vedere le terapie intensive che si incrementano in maniera importante vuol dire che qualcosa non sta funzionando e purtroppo non sarà solo chiusura per chi è chiuso, ma anche per quelli che sono già aperti. C'è questo rischio. Se posso, poi cedo la parola ai colleghi. Sempre sul fronte delle tipologie, gli albergatori delle zone termali chiedono se è possibile utilizzare le piscine per i clienti. Domanda bis, e concludo, a proposito di trasporti, qualcuno fa notare che la presenza di passeggeri in piedi sui bus aumenta di fatto il numero delle persone a bordo, che non vengono calcolate nei posti a sedere, però fanno numero. Sì, allora, negli autobus, premesso che hanno stabilito queste regole, io dico, nel momento in cui tu metti regole devi mettere col buon senso e capire che nel momento in cui le metti devono essere rispettate. Secondo me nel trasporto pubblico locale
sono state messe delle regole per cui il sistema prima o poi imploderà, perché è inevitabile. Pensate alla riapertura delle scuole, tutto il paese a regime, come possiamo pensare di avere il triplo degli autobus e il doppio dei treni? Cioè, neanche se li ordini oggi te li mandano. E quindi c'è un tema proprio di materiale che non abbiamo. Per cui io avrei dato molta più importanza a dispositivi di protezione individuale, che sono quelli la vera sfida, di avere l'obbligo dell'utilizzazione del dispositivo. Peraltro negli autobus si vede. Dall'altro però vorrei dire una roba, in tutto questo contesto poi c'è il tema in generale del rispetto delle regole. Guardate che il rispetto delle regole è fondamentale, noi siamo molto preoccupati di questo, siamo molto preoccupati di questo. Anche questa mattina abbiamo fatto una riunione con i direttori generali delle ULSS, scusa se approfitto della tua domanda, è stata una riunione importante per dire e per spiegare, e dovremo dirlo sempre di più ai cittadini, che la gestione dell'ospedale sarà molto diversa da quella che conoscevamo noi, a parte che ci saranno pochissimi varchi d'ingresso, a parte il fatto che bisognerà misurare la temperatura corporea, dare il braccialetto per l'ingresso, eccetera, tutte le robe che sapete, ma anche voglio già avvisarvi che si incentiverà sempre di più nel tempo la prenotazione per le analisi del sangue, per i prelievi e quant'altro, si incentiverà sempre di più la telemedicina, cioè i consulti si faranno anche con i nuovi dispositivi digitali. Sì. Abbiamo fatto la delibera stamattina come prestazione, cioè del fatto che diciamo il primo colloquio o il colloquio necessario al medico lo si può fare qua, ove è possibile, ovviamente via Skype o via Zoom con le nuove tecnologie, e dall'altro gli orari. I più adulti si ricorderanno che una volta in ospedale si andava la sera alle 7 e poi c'era la caposala che diceva visite, tutti a casa. Guardate, l'ospedale non è un luogo di happening, non è un luogo di incontro, è un luogo sacro dove dobbiamo tutelare al massimo la salute dei cittadini. Ormai abbiamo scientificamente dimostrato che alcuni focolai ci sono entrati da fuori. È brutto dirlo, ma è così. E quindi noi non possiamo mettere a repentaglio la salute dei nostri pazienti perché arriva una comitiva che deve far visita, che so, al compagno, all'amico della compagnia degli scapoli ammogliati che si è fatto un'appendicite. No, non funziona così. Anche perché in ospedale in Veneto, vi ricordo, si sta di meno che in tutte le altre parti d'Italia. Abbiamo un tasso di ospedalizzazione medio di 5 giorni. Quindi mediamente tu non ci stai più di 5 giorni. Quindi non è che uno sparisce dalla faccia della terra. Cioè, a parte i casi cronici, a parte il coronavirus, ma mediamente questa è l'ospedalizzazione. E secondo me è importante che voi cominciate a darci una mano rispetto a questo nuovo approccio, perché sarà radicale e non sarà irrispettoso, non è un fatto di dittatura, di sadismo da parte di qualcuno, ma è un fatto di messa in sicurezza di quello che sono gli ospedali. Signori, se oggi progettassimo un ospedale, diciamola fino in fondo, nessuno si metterebbe in testa di progettare un ospedale con i negozi all'interno, o no? C'è qualcuno di voi che autorizzerebbe? Però abbiamo gli ospedali progettati con i negozi all'interno e addirittura con le manifestazioni c'erano vissuti in un'altra epoca, io non sto contestando, nell'epoca nella quale non conoscevamo le epidemie, erano vissuti come dei luoghi dove comunque c'erano delle grandi hall, no? Pensate agli ospedali che abbiamo, che creavano anche un momento di aggregazione. Non è così, l'ospedale deve essere come una caserma, solo per i pazienti, visite contingentate e sicurezza estrema per la salute, a tutela di tutti, di chi c'è dentro e di chi entra da fuori. Dimmi Filippo. No, questa domanda sulle piscine termali. Ah sì, scusami, le piscine termali. Guarda, prima di tutto il turismo ancora non è autorizzato, no? Cioè il tema dell'offerta turistica non è autorizzato, anche se in linea teorica, ma sto parlando sto parlando della confusione dei DPCM, perché quando un paese sceglie di normare tutto finisce che non norma nulla, no? Parrucchieri sono un esempio, però pensiamo che l'offerta turistica oggi è bloccata, però ci sono gli alberghi aperti e se uno va in un albergo termale è inevitabile che abbia tutta serie di servizi. Io sarei per autorizzarli. Allora, visto considerato che c'è stata posta stamattina, la verifichiamo oggi velocemente e magari diamo una risposta con una FAQ, quindi una risposta
quindi è attività autorizzata e che prevede anche l'utilizzo della vasca, col distanziamento sociale e tutte le norme non ci vedo, ma partendo dal presupposto, lo dico perché ci ascoltano quelli delle piscine, partendo dal presupposto che l'albergo è autorizzato, solo per questo lo dico. Però dobbiamo fare una verifica.